cari amici del Televignole, quel che beve il caffè, l'è Fabio Galas, fotografo, fotoreporter, editore, perché la Messenball, la rivista La Busa, e prima ancora l'era l'inventore delle televisioni in zona con Varco TV. Ha finito di rotere le scatole, Fabio, o ha in mente qualcos'altro? Ma mica sempre in mente qualcosa, sai che sono un vulcano, però le robe bisogna buttarle fuori un po' alla volta, no? Come si dice? Quindi, vabbè, tanti anni di reportage mi ha portato a conoscere benissimo il nostro territorio. E quindi, vabbè, prima la televisione, che insomma sapete tutti come che è nata, perché in una sera di su purtroppo ti pensa che mi ferma ancora per strada e la mi dice quando è che te torni con la televisione? E mi dico purtroppo non c'è più niente da fare, ormai è morta. E dopo non sapevo cosa fare, mi sono inventato una bella rivista che è La Busa, che è la che piace a tanti, che l'hai letta e l'hai apprezzata, e adesso vediamo cosa può venire fuori. Insomma, prima di indromezzarmi penso a qualcosa e quando che mi sveglio me ne va in mente un'altra di robe, no? Quindi mi penso, dopo vedremo, insomma. Ma cos'è che te... Lei la passione, la voglia di far soldi, cos'è che ti muove in questo campo? I soldi non è tanti soldi, perché soldi ne avevi fuori veramente pochi, no? Se non avessi la mia bottegotta che mi fa guadagnare qualcosa. Lei è la passione, perché mi sono nato a 14 anni, sono nato come fotografo a 14 anni, quando ho fotografato il mio primo incidentino alla Fontana, devo telefonare al mio amico Cornelio Galas e dico perché sta un incidente alla Fontana, ti serve una foto? Ti portamela. E lì è scomincia tutto, la passione, prima per la fotografia e dopo per la fotografia legata al reportage, e quindi la documentazione del territorio, tu quel che può andare a Dio. Ascolta, una roba, i fotografi con l'avvento di internet, delle digitali che là, come se la passa? I fotografi non se la passano tan bene, perché è da dire che i fotografi del paese come se noi, gli deve adattarsi a fare di tutto, quindi fino a 10 anni fa mi facevo il fotoreporter, facevo i matrimoni, sviluppavo le foto in denora, eccetera, che quello era un po' il business anche, il sviluppo delle foto. Morto quel, i fotografi dovessero reinventarsi e dire adesso invece che sviluppare le foto devono fare qualcos'altro. Ecco che allora per trovarmi qualcosa da fare ho fatto la televisione, ho fatto La Busa e adesso chissà cosa che mi inventerò. Ma erano le più belle le foto da negativo o quelle digitali? Ma secondo me non è tanta differenza, perché quel che conta è quel che drio la macchina fotografica, no? E il digitale consente di essere molto più veloci, nel senso che mi fago la foto e l'ho subito vista, sviluppata, diciamo. Mi ogni tanto penso a tutte le ore che ho perso in camera oscura a respirare anche agli acidi, al buio, ore e ore dentro al buio. Adesso sicuramente si lavora con molta più tranquillità, però sempre col patema d'animo che non si è rotto il computer, perché sennò si è morti. Ma ascolta, invece parlando di questa rivista La Busa, ti sei riuscito a coinvolgere praticamente la crème dei giornalisti dell'Alto Garda e Ledro. Come ha fatto? Come ha fatto? Ho messo praticamente 20 anni più un giorno, cioè 20 anni di reportage che mi ha fatto conoscere tanti bravi colleghi che magari dopo gli andati anche in pensione, e un giorno per domandargli se era disposti a darmi una mano. Siccome era una roba nuova, quasi tutti gli stadi, quasi tutti entusiasti e contenti di questa roba qui, insomma. E a quanto pare insomma la c'è a piede. Che prospettive di gente non cartacee per La Busa? Ma dicono che La Busa le dà su internet, quindi si può leggerla tranquillamente dal sito. La Busa è mensile, quindi non le dite che magari più avanti si può fare qualcosa legato a qualcosa di più immediato, però è una roba veramente prematura. Un'ultima roba, hai notato differenza fra diciamo, i fruitori dell'informazione 20-25 anni fa quando è cominciato, insomma, e adesso?
dica tutti pressa, nel senso che vuol tutti laser, le robe in pressa, anche la rivista, noi 32 pagine, ma mi dubito che tutti laser tutte le pagine, perché noi vedendo fare una rivista di approfondimento, l'è mensile, quindi in del mese mi spero che la faca leggerlo, ma anche sui giornali, i Mastercard proprio i lesi i titoli, gli occhielli, ecco perché anche i giornali li è fatti da tante piccole finestrelle, no? Ma la pubblicità taglia la botta? È difficile, infatti è il comparto più difficile che mi vede a fronte che Cioè i devo conti affrontare. vuoi dire tornei o... A certi mesi torna, a certi mesi no, perché specie in questo periodo qua è difficile andare da inserzionisti e dire che mi dà 50 euro. E quando non torna i conti ti guardi il cassetto, tiri fuori i tuoi soldini e ti metti sul banco. Esatto, e gli porto la tipografia che mi Esatto, stampa. e la sposa l'è contentissima. Contentissima, sì. Difatti ogni volta che ti vai in rosso sicuramente la sposa la ti dice che bel mistero che ti hai messo. Esatto, proprio ecco. Sono proprio contenta. Ecco, no, l'importante è essere soddisfatti nella Sì, vita. esatto. E tanti auguri a Fabio Garas e alle sue iniziative e chiaramente alla prossima. Alla prossima, e Vardet Televignole. Grazie.